Valcomelico, provincia di Belluno, regione Veneto. Alta Pusteria, provincia autonoma di Bolzano, regione Trentino-Alto Adige. In comune questi due territori spartiscono un ambiente naturale unico, inserito nelle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO. In contrasto vi è una realtà economica che dopo molti anni di sostanziale equilibrio, nel recente periodo ha iniziato a divergere con una tendenza crescente, al punto da rappresentare oggi un fenomeno emblematico degli effetti a distanza di scelte e azioni economiche e politiche più o meno lungimiranti. La Valcomelico, parallelamente all'attiguo centro Cadore e ad altre aree della provincia di Belluno, si trova ad affrontare oggi una crisi per qualcuno imprevedibile solo fino a pochi anni fa. La crisi economica che ha investito nell'ultimo periodo vaste aree del mondo ha di certo lasciato il segno ovunque. Ma le conseguenze si sono poi diversificate sia a livello statale che in ambito locale. Logicamente gli effetti negativi più marcati, perduranti e in qualche caso irreversibili si sono verificati in quelle realtà economicamente più fragili, qualunque ne sia stato il motivo. Nel caso del Comelico, come del Cadore, la fragilità è forse consistita paradossalmente proprio nel successo dello sviluppo industriale dell'occhialeria, fonte di benessere per i locali e che per molti anni ha attirato anche molta manodopera da fuori zona. Cadore e Comelico disponevano quindi di un'economia forte e autonoma, che non dava necessità di particolari contatti e interscambi con l'area della pusteria. Ma dove il modello monoindustriale dell'occhialeria aveva garantito ogni necessità economica, si è però trascurata almeno un'altra risorsa che poteva e doveva essere affiancata e sviluppata in una zona con queste caratteristiche ambientali, ovviamente il turismo. Nell'Alto Bellunese si è conseguentemente creato un territorio a macchia di leopardo. Ma il mondo gira e la crisi generale ha fatto da detonatore ad una tendenza già in atto, con i rapporti di concorrenza rivoluzionati dal mercato globale. Le aziende più solide si sono quindi via via delocalizzate, mentre le più piccole sono entrate in una crisi irreversibile. La crisi ha poi colpito anche alcuni altri settori economici minori della Valcomelico e piano piano una comunità serenamente strutturata ha dovuto rimettersi in discussione. Sono Ruggero Modolo, un ragazzo del Comelico che da anni, già da 9-10 anni lavora qui in pusteria, perché di là in Comelico non c'è più lavoro, non c'è più niente. Io ho lavorato come carpentiere, ho fatto il lattoniere anche per anni, poi ho lavorato in galvanica e avevo anche la mansione di andare a prendere e portare occhiali. Andavo 2 volte al giorno, caricavo un ducato di quelli grandi pieno la mattina e portavo gli occhiali finiti e tornavo con gli occhiali grezzi da fare, da lavorare la mattina e anche il pomeriggio. Facevamo un viaggio la mattina e un pomeriggio in Cadore fino a Tai giravamo e facevo io, perché mi ricordo io tutte le fabbriche che c'erano di là, terzisti, non terzisti, caricavamo occhiali, pacchi di occhiali, li facevamo in galvanica, facevamo più di 10.000 pezzi di occhiali al giorno solo in galvanica e anche di più. E adesso purtroppo io amaramente passo anche il Cadore spesso per andare verso Belluno e lì non c'è più niente, lì vedi qualche ottica, ci sarà ancora qualche fabbrica che tiene duro per fortuna. Proprio l'altra sera parlavo con un mio amico di là che gestisce un negozio e ha detto che lui, almeno anche per quest'inverno, non ha lavorato, non ha incassato niente, perché purtroppo un po' il tempo, un po' le nevicate, però un po' che la gente non c'è, la gente non viene più su, la gente in Comelico vengono solo quelli che hanno le seconde case, che però si portano anche tutto da casa. Sento anche parlare di là su un ristorante che ce n'è sempre meno gente che gira, sempre meno gente che va lì a mangiare, che va lì a consumare. La gente del posto, non avendo lavoro, ha sempre meno soldi. L'unica risorsa è il turismo. Dobbiamo valorizzare il Comelico, la Val Comelico, tutto quello che possiamo dare da là, solo sul turismo, esclusivamente sul turismo, altrimenti da noi lì non resterà più niente. I giovani se ne vanno sempre di più. Io ho una figlia che ha 15 anni e io non so cosa dirgli, cosa farà là, adesso studia, ma cosa farà lì, cosa c'è lì da fare, se non avrà un futuro
non lo so proprio. Poi mi dice papà io vado via, io voglio andare via, quando dovrò trovare lavoro andrò via. Cosa vuoi dirgli? Devi dirgli sì, perché lì non c'è niente, cosa vuoi fare lì? Il crescente malcontento, per usare un eufemismo, è comunque sfociato fin qui in manifestazioni di esemplare civiltà, come il referendum promosso da un comitato locale, con lo scopo principale di portare una certa attenzione dell'opinione pubblica sul profondo disagio e sulle oggettive difficoltà della popolazione locale. Io sono Pamela Zambelli di Candide di Comelico Superiore e faccio parte del comitato referendario che appunto si è occupato del referendum che si è svolto qui a Comelico Superiore il 30 marzo scorso. Fa parte di un progetto molto più grande che ci vede insieme a tutti gli altri comuni che finora hanno svolto il referendum e anche a quelli che lo svolgeranno a breve. Ora come ora il divario che c'è tra noi come provincia di Belluno con le altre regioni, province a noi confinanti è diventato veramente insopportabile, tra virgolette, anche perché giorno dopo giorno vediamo che le nostre comunità si stanno spegnendo. Abbiamo sempre meno servizi, abbiamo delle politiche sbagliate purtroppo. Il referendum chiedeva il distacco del comune di Comelico Superiore dalla regione Veneto per entrare a far parte della regione Trentino Alto Adige. È vero che alcuni ci hanno fatto notare che questa cosa qui poteva essere un po' contraddittoria. Vogliamo esprimere comunque il disagio che c'è nel vivere in montagna. Noi preferiamo comunque passare in una provincia dove comunque saremo molto più considerati, visto che il territorio montano è lo stesso o simile e comunque le politiche che ci sono molto più adatte alla popolazione e fanno sì che comunque ci si creino quei presupposti affinché la gente rimanga sul territorio, rimanga nei masi di montagna, rimanga nelle proprie case. È questo quello che sta mancando un po' qui da noi, perché vediamo intere famiglie che se ne vanno perché comunque qui non avendo un posto di lavoro, non avendo le basi per rimanere, non possono far altro che andarsene. Andrà a finire che ci ritroveremo veramente in pochi e aspetteremo la dissoluzione in silenzio. Io sono Maria Martini Barzolai, ho partecipato anch'io a questa avventura, diciamo così, referendaria a Comelico Superiore. La mia passione, diciamo così, autonomista però parte da più lontano, nel senso che per motivi familiari all'epoca avevo avuto un interesse anche molto vivo per chiedere l'autonomia della provincia di Belluno con quello che allora si pensava fosse un referendum fattibile. Poi abbiamo avuto di fatto lo stop della Corte Costituzionale che ci ha detto che un referendum per chiedere l'autonomia di una provincia è una cosa irrealizzabile e a questo punto anche a livello provinciale, appunto col BARD, che è stato un movimento di coordinamento dei vari comitati referendari, abbiamo deciso di procedere anche a Comelico Superiore, come nei comuni dell'Agordino, come a Pieve di Cadore, come a Feltre, con il referendum per chiedere il distacco dalla Regione Veneto e di fatto il passaggio alla provincia di Bolzano. Questo ci tengo a precisare che è una mossa anche da un certo punto di vista funzionale, cioè che non è una intenzione del comune di Comelico Superiore di fare secessione a sé stante, cioè di procedere da solo per chiedere il distacco, il passaggio semplicemente in toto a un'altra provincia autonoma, ma è un gesto per così dire di protesta, seguendo l'unica via legale possibile per richiedere appunto non solo l'autonomia della provincia di Belluno, ma anche un'attenzione a livello italiano e regionale. Siamo considerati come pochi, ed effettivamente lo siamo, quindi il nostro territorio viene di fatto visto come un territorio dispendioso e non un territorio da valorizzare, a differenza di quello che succede in Trentino Alto Adige, dove la montagna è un valore aggiunto. Ci chiediamo com'è possibile che in due territori di fatto assolutamente simili
si veda a Comelico Superiore una perdita delle presenze turistiche che ammonta al 50% dal 2009 ad oggi, mentre nella vicina Pusteria di fatto non un aumento, perché nel periodo di crisi è impossibile chiedere un aumento delle presenze turistiche, ma di fatto un sostanziale mantenimento dei numeri, nonostante le difficoltà economiche delle persone. Chiediamoci perché manchiamo di mezzi per realizzare una struttura, una rete che sarebbe un po' il nostro sogno. Il sogno appunto grande di questi referendum sarebbe quello di realizzare una regione Dolomiti, cioè unire tutte le montagne, anche al di là del confine con l'Austria, cioè non una realtà piccola locale, perché chiaramente con una zona così disagiata è difficile nel nostro piccolo produrre dei risultati concreti, ma unire le forze con le montagne, di fatto travalicando quei confini che spesso e volentieri sono soltanto un pro forma, perché le zone territorialmente omogenee meritano di essere messe insieme. La migrazione giornaliera verso le attività dell'Alta Pusteria è stata dunque una scelta, diciamo così, naturale, nonostante i disagi e i sacrifici di una strada e di orari non certo ideali, ed ha almeno scongiurato, per il momento, una vera emigrazione verso luoghi ben più lontani, dai quali è difficile tornare indietro. Si possono ben comprendere, in ogni caso, le levatacce giornaliere e i rischi di una strada insidiosa, dominata da neve e ghiaccio durante un inverno lunghissimo. Noi giovani, e non solo, siamo costretti a orientarci verso questi altri settori, quindi lavorare, fare stagioni invernali ed estive. Chiaramente anch'io ho molte difficoltà perché non lavoro vicino a casa e quindi dovendo percorrere anche molta strada. La situazione in cui ci troviamo in questo momento noi giovani e non solo è dovuta sicuramente a una situazione di crisi generale, però probabilmente anche al fatto che all'epoca se tutte le energie sono state focalizzate sull'occhialeria, tralasciando tutto quanto ci sta intorno. Probabilmente molti non hanno pensato che coltivando la terra in cui viviamo e promuovendola anche a livello turistico avremmo potuto garantirci un futuro molto migliore di quello che adesso. Le attività dell'Alta Pusteria hanno ben accolto e assorbito i lavoratori del Comelico, che si sono dimostrati a parere unanime quanto mai capaci e affidabili. Si è quindi creato un buon fidanzamento, forse impensabile fino a non molto tempo fa, e che sta trovando un ulteriore consolidamento nell'abbraccio della ski area Val Comelico da parte della stessa Sextner Dolomiten. Questa integrazione reale è molto sentita dalla popolazione del Comelico come una concreta chance per un rilancio economico-occupazionale basato sul turismo, dal quale possono poi fiorire nuove e antiche attività, capaci di garantire a questa meritevole gente di montagna un'agevole sopravvivenza. Sono Carbonio Silvia, abito a Dosoledo, in Comelico Superiore, lavoro qui da 8 anni, in passato ho lavorato anche già a Sesto. Sono venuta qui in cerca di lavoro perché da noi purtroppo il lavoro è venuto a mancare. Non ho più cercato lavoro in Comelico a causa appunto del discorso della crisi che c'è stato sull'occhialeria. I posti di lavoro sono ben pochi, di conseguenza io come tanta altra gente ho deciso di fare dei sacrifici perché ci alziamo molto presto la mattina, abbiamo purtroppo delle strade non sempre agibili, quindi incontriamo molti problemi. Sacrifici a volte per scelta, a volte no, però siamo contenti di avere questa possibilità. Noi abbiamo una necessità assoluta di avere collaboratori e abbiamo avuto questa possibilità negli ultimi anni e oramai già da parecchi anni di tingere verso il Comelico. Dal Comelico tutte le giornate, tutti i giorni posso immaginare che arrivano centinaia di persone che lavorano nella nostra zona, sul nostro territorio. Devono alzarsi presto, ma vengono sempre puntualissimi al lavoro
non mancano mai. Devo dire che siamo contentissimi oramai, non abbiamo più bisogno di altra gente da fuori perché possiamo tingere al bacino del Comelico. Penso però che questo non avrà sempre, non dovrà durare per sempre, non durerà per sempre, perché oramai le iniziative che sono partite anche nel paese Comelico Superiore con il progetto di collegamento sciistico, tracciati stretti che collegano all'attuale Croda Rossa con il Passo Montecroce e dal Passo Montecroce verso Valgrande per poi collegarsi con Padola attraverso le terme. Noi abbiamo già un giro delle Dolomiti che lo chiamiamo Giro delle Cime, che funziona benissimo, che tutti gli anni praticamente raddoppia il volume dei visitatori. Speriamo che poi questa cosa si possa anche sviluppare ancora attraverso impianti che poi possono evitare i percorsi dei pullman. Il progetto va avanti abbastanza bene. È un progetto molto importante per tutta la Val Comelico, sia d'estate come d'inverno, perché sono le strutture che poi sono necessarie per poi far partire il turismo. Sono certo che questo aiuterà anche la popolazione per poi creare nuovi posti di lavoro in questa valle, nella Valle Comelico e non solamente nel Comelico Superiore nel prossimo futuro. Naturalmente ci vuole passione, ci vuole anche collaborazione degli enti pubblici della valle. Bisogna sottolineare la realtà dei fatti, ovvero che Comelico Superiore già ha un'attiva collaborazione economica con l'Alto Adige e con la Valpusteria in particolare, a cominciare dagli impianti sciistici, ma non solo. Consideriamo la realtà dei numerosi pendolari che ogni giorno si spostano a lavorare in Valpusteria. Questo di certo non è un dato che a noi abitanti di Comelico Superiore faccia piacere, perché significa che siamo noi a non essere in grado di offrire un posto di lavoro a queste persone che sono costrette a, tra virgolette, varcare il confine. Però va sottolineato che forse è ora di sotterrare l'ascia di guerra e di guardare in faccia la realtà, soprattutto economica. Questa collaborazione è già un dato di fatto e non va appunto soffocata o travisata con motivazioni ideologiche, ma va presa in considerazione per un'eventuale collaborazione futura anche in scala maggiore. Sono Nanni Gasperina, vengo da Casmazzagno, un piccolo paese nella provincia di Belluno. Vengo tutti i giorni a lavorare qui in Alta Pusteria, a Sesto, nel noleggio sci qui, questo grande. Facevo il lattoniere, ho fatto per 4 anni e dopo 4 anni non c'era più lavoro purtroppo. Ci sono tantissimi comegliani, cadolini che vengono a lavorare qui in pusteria. I settori sono specialmente negli alberghi, così come lavapiatti, aiutocamere, cuochi, e bisogna arrangiarsi, insomma, a fare un po' di tutto. Così naturalmente qualche volta all'inverno è un po' difficile arrivare perché c'è il passo in mezzo, a 1636 metri di altitudine. Abbiamo circa, a Sesto direi, sui 300 persone che vengono qua ogni giorno e altre 150 più o meno che vanno a San Candido, a quello che ho le informazioni io. Ma bisogna senz'altro dire che andando su al passo e attraversando il passo è già più un altro mondo, direi, no? Come lavoro, visto dal lavoro, dalle possibilità che hanno a trovare il lavoro. Questo sembra stranissimo perché vedendo la bella natura, specialmente lì a Padola, direi, in mezzo alle montagne, dovrebbe funzionare anche là. Forse prima hanno messo tutto su un prodotto e così è rimasto un vuoto, direi. Sono Cristian Mazzucchelli, io lavoro a San Candido.
Andando a lavorare in fusteria ci sono molti pro e molti contro. Il pro è di avere un lavoro sicuro nell'arco del futuro, il contro è di doversi alzare tutte le mattine molto presto e di dover andare a lavorare alla mattina e rientrare solamente la sera. Ho una madre di 63 anni che si alza tutte le mattine alle 6 della mattina per andare in fusteria a lavorare. Per noi può pesare sicuramente, ma per gente con età più avanzata sicuramente dà molto più peso, dà molto più difficoltà. No. Mia mamma aveva un'attività sua di artigianato, faceva astucci per occhiali per conto terzi. Arrivata al 96 che ha cominciato un po' la crisi dell'occhiale, tutte le fabbriche hanno cercato di fare rientrare il lavoro che davano all'esterno agli artigiani. Stringi, l'artigiano ha dovuto chiudere, come mia mamma. Avevo 2 ditte insieme a mia sorella e mio cognato, abbiamo chiuso una prima della crisi e dopo la crisi si è fatta sempre più sentire e abbiamo portato a chiusura anche l'altra ditta. Adesso sono 10 anni che lavoro qui in fusteria. Tramite un mio collega che aveva iniziato un mese prima mi ha chiamato perché non sapevo cosa fare. Io lavoro qua su questo impianto tutto l'anno, d'estate facciamo la manutenzione e d'inverno siamo macchinisti dell'ovovia e degli ski lift. Questa crisi che è venuta da noi credo che sia anche un po' una questione politica, perché si pagano troppe tasse in Italia e i grandi sono stati costretti anche a dar lavoro fuori per una questione di soldi. Logicamente facendo un occhiale in Cina costa la metà che farlo qua in Italia, allora non do neanche una colpa a questi grandi di queste ditte, ma gli altri miei colleghi del Comelico sono un po' sparpagliati un po' tra impianti sciistici e un po' anche tra alberghi. C'è le donne, per dirti, che lavoravano in fabbrica, come possibilità lavorative oltre alla fabbrica non ne avevano nella nostra zona e sono state costrette a venire qua negli alberghi a fare pulizie di camere o le cameriere. Per fortuna, ripeto, che abbiamo sta zona vicina che ci ha dato questa possibilità. Questo fenomeno, a mio parere, non cambierà. Penso che la gioventù cercherà il lavoro da noi anche per imparare delle lingue, cioè hanno la possibilità di imparare il tedesco ma anche l'inglese, così loro sono pronti per il turismo globale, perché non sempre solo turisti italiani o turisti tedeschi che vengono da noi, ma adesso ormai da tutta l'Europa, per poter poi avere una regione non solo della fusteria ma il Comelico con la regione delle Dolomiti di Sesto, che sarà un'unità che non si può più dividere. Sono 13 anni che lavoro lì e in più anche nella mia famiglia c'è mia moglie che lavora anche da quella parte, e pure anche mia nipote che è maestra di sci e mia cognata. Io dico, io della mia età, perché ho 50 anni, saremo gli ultimi che potranno lavorare qui. I nostri figli, la mia famiglia, i miei figli dovranno prendere le valigie come ha preso la valigia tantissimi anni fa mio papà, che ha dovuto andare in Australia per poter vivere. Qui quel posto che abbiamo, quel turismo che si potrebbe sviluppare e tutto il resto, e se non ci apriamo tutti, ma dico tutti, e cercare di aiutarci l'un con l'altro e cercare di andare d'accordo anche con quelli della fusteria, che sono quelli che potrebbero darci una mano, sarebbe peccato praticamente dare via da un territorio così. 2 comunità che hanno scoperto di capirsi bene, al di là delle lingue e delle culture, parlando semplicemente il comune linguaggio di un territorio montano condiviso, dove il passo è solo un punto di contatto e non più un luogo dove sporre limiti e confini. Oltre il passo, per provare a programmare un futuro più sereno.